Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati con un nuovo video del mercato, Batman napoletano, aglio, come state, aglio? Spero tutto bene, aglio. Tutto bene, aglio, scrivetemi qui sotto nei commenti, spero stato, se non è stato buono fate una bella sciutrara, chi è di Napoli sa cosa significa, ma i miei iscritti che guardano sempre i miei video sanno cosa è più, quindi un motivo per guardare i miei video. Ma vabbè. Allora, oggi, in questo video lo so che vi è mancato molto. Alcuni mi hanno scritto sul gruppo WhatsApp, no, sul gruppo WhatsApp, soprattutto sul Telegram. Mi hanno detto, ma qualche video sul calciomercato, quando ce lo riporti, quando ce lo riporti, quando ce lo riporti, quando ce lo riporti. Eccolo qua. Allora, giù, abbiamo diverse notizie riguardanti il calciomercato. Allora, prima di tutto, giù, Sandro Tonali, come sapete, è stato messo nel mirino di club italiani, in estate soprattutto dal Napoli, però non si è fatta per il costo del cartellino, dal Milan, dalla Juve, dal City in Inghilterra e quant'altro. Però quello che vi posso dire è che su Tonali, attuale centrocampista della nazionale italiana, è nel mirino del Manchester United, che ha in mente di rivoluzionare tutta la rosa dalla A alla Z, partendo proprio dall'organo più importante di un club, di una squadra di calcio, che è il centrocampo. Perché come sapete ci sono delle notizie riguardante sulla cessione di Bruno Fernandes in estate. Tra l'altro ha raggiunto ieri, se non sbaglio, o ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, i 200 gol in carriera. Diciamo che alcuni club di Premier scusate, i spagnoli sono sul giocatore. Il Newcastle, il Manchester United sta pensando di proporre per l'estate un piccolo scambio tra Sandro Tonali e Bruno Fernandes, con una piccola differenza che lo United deve pagare, cioè di una decina di milioni di euro, non più di 20. Ma vabbè, perché a parere mio in questo momento vale, ma pure le statistiche, cioè non le statistiche, pure come si chiama, quel sito, quella cosa, Transfer Market, valuta poco di più Sandro Tonali che Bruno Fernandes, almeno secondo le mie ricerche. E quindi una piccola differenza bisognerà pagarla sicuramente se si concretizza. Poi ci sono tanti parametri zero che scadranno a giugno, soprattutto quello di Vlahovic, che ha molte squadre che sono su di lui, come per dirne una, per esempio il Napoli, che in segreto sta rivedendo il nome di Vlahovic, però è solo un sondaggio. Oppure per esempio anche quell'altro là, il Milan, il Bayern Monaco sono sul giocatore. Poi ovviamente ci stanno anche altri parametri zero. Poi il Napoli è vicino sarà vicino in estate per una cessione di Ambrosino che è nel mirino del Cagliari, è stato anche a gennaio, del Cagliari, del Genoa e anche di un club spagnolo della seconda divisione spagnola. Poi anche Marianucci è vicino alla cessione, scusate,
sta dicendo alla sessione di mercato, scusa. Poi il Napoli, oltre al nome di Vlahovic, sta pensando anche di riprovare il nome di Kobbie Mainoo del Manchester United, però non è niente di sicuro, non è niente di certo, sta solo pensando al nome di Kobbie Mainoo. Poi va giù, per esempio, la Roma in questi giorni ha ricevuto offerte per Koné per l'estate. Le offerte sono incominciate da venerdì, sabato, da club italiani anche, come l'Inter che vuole riprovare a prendere Koné. Poi, ragazzi, c'è anche la Lazio che vuole provare a prendere il centrocampista dell'Inter Mkhitaryan. Ovviamente tu troverete tutto sul gruppo Telegram, quindi andateci. La Lazio prova Mkhitaryan, però non so quanto sia fattibile la cosa, però a livello di stipendio, però so che la Lazio è sul giocatore. Poi, bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando tutte le notifiche e lasciate un bel like. Ragazzi, prima che mi scordo, in descrizione il gruppo Telegram e il gruppo WhatsApp. Ciao a giù!